in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. La Val Belluna, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, benvenuti a un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Avete visto che paesaggio in apertura di questo nuovo appuntamento con la rubrica dedicata all'agricoltura. Siamo qui perché vogliamo parlare di allevamento e di allevamento di montagna. Continuano ad esserci le chiusure, le notizie di chiusure di allevamenti sono continue anche in questo 2019. E per parlare dell'agricoltura, ma soprattutto dell'allevamento, siamo qui anche con il presidente di Camera di Commercio di Treviso Belluno, Mario Pozzo. Buongiorno Presidente. Senta, intanto qual è la situazione dell'agricoltura nel Bellunese? Buongiorno a tutti. Abbiamo una situazione di resistenza, una resistenza positiva perché nonostante le difficoltà della montagna i numeri dell'agricoltura bellunese sono in positivo. Fortunatamente c'è un rientro nell'attività da parte dei giovani e questo direi è positivo perché riconoscono quel valore aggiunto che la montagna può dare di vita serena, di vita tranquilla, un bel ambiente e soprattutto una prospettiva economica perché i prodotti di montagna, se valorizzati, ben preparati, sono prodotti appetibili e quindi commerciabili. Però ci sono continue chiusure di allevamenti. Ci sono continue chiusure perché purtroppo il prezzo del latte è un prezzo di miseria, se così vogliamo dirlo. Poi in montagna non sei come in pianura, hai costi maggiori rispetto alla montagna, hai difficoltà maggiori nelle lavorazioni e di conseguenza la resistenza non può che portare alla chiusura se non c'è una prospettiva. Allora proprio per questo il nostro viaggio sarà proprio dedicato a questo settore dell'agricoltura. Ringraziamo il Presidente Mario Pozzo che starà comunque con noi durante tutta la puntata e andiamo a incontrare invece chi proprio degli allevamenti ne sa veramente tanto, ovvero il Presidente di Coldiretti Belluno, Alessandro De Rocco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questi allevamenti continuano a chiudere? Purtroppo sì, abbiamo qualche chiusura anche quest'anno sicuramente e le difficoltà stanno aumentando di giorno in giorno. Bene, proprio per questo noi faremo questo viaggio all'interno degli allevamenti e non solo allevamenti bovini, quindi non solamente allevamento per il latte, però adesso intanto ci vediamo i titoli e poi andremo a vedere una degli allevamenti della zona. Continua la moria di stalle nel Bellunese, tanti sacrifici, poca redditualità allontanano i giovani dal comparto lattiero caseario. In questo numero un viaggio tra allevamenti e caseifici della Val Belluna dove però le nuove idee e il turismo segnano una speranza per il futuro. In Veneto l'evoluzione dell'agricoltura partirà dalle scuole, 17 gli istituti agrari equiparabili ad imprenditori agricoli, così potranno accedere ai fondi regionali per lo sviluppo rurale. Export di vino, il Veneto mantiene la testa anche quest'anno grazie a una super vendemmia 2018. Quasi 16 milioni e mezzo di quintali di uva prodotti, pari a uno stratosferico più 48,87% rispetto al 2017. Il mancato accordo sulla Brexit potrebbe danneggiare l'agricoltura veneta. L'allarme arriva dalla CIA che stima nell'11% il valore delle esportazioni dell'agroalimentare verso il Regno Unito. Primule profumate per abbellire i nostri davanzali invernali, una nuova varietà di piantine semplici da coltivare e che da sempre segnalano l'arrivo della primavera. Presidente, ma non dovevamo andare a vedere un piccolo allevamento? Perché ci siamo fermati qua? Sì, certo, stiamo andando a vedere l'allevamento di Savaris, che è in comune di Lentiai, in località Colderù. Come vedete siamo in montagna, le strade sono molto strette e per raccogliere il latte in questi ambiti servono dei camion molto piccoli, quindi con poca portata e quindi molti più giri di raccolta e molti più costi di trasporto. Questo era un particolare che ci tenevo a far notare perché è uno degli aspetti, una delle difficoltà della montagna. Però lei che ha l'occhio critico, racconti ai nostri telespettatori perché qui c'è una certa diversità nell'allevamento e nel rapporto anche con l'animale. Ma questi animali si vede che sono animali
d'affezione quasi, direi. Vedi gli animali che ti cercano incuriositi, sono animali accuditi dalla stessa persona tutti i giorni con cura, si vede che sono curati, che sono in forma, e quindi è quasi un qualcosa di magico, direi io, che si sta perdendo, e quindi è importante dare degli aiuti per sostenere queste aziende che poi alla fine sostengono il territorio. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo, vediamo una scheda proprio dedicata all'allevamento nel Bellunese e poi torneremo nella latteria che è agganciata a questo allevamento. Dal punto di vista della demografia di impresa, il settore dell'agricoltura di montagna ha ripreso dal 2015 un andamento positivo e nell'ultimo anno il numero di imprese si è mantenuto pressoché stabile. A settembre 2018 l'intero comparto bellunese contava 1966 sedi e 2101 unità locali. Sintesi tra il buon andamento delle coltivazioni agricole, la produzione di prodotti animali e il trend negativo della silvicoltura e l'utilizzo di aree forestali in contrazione da anni. In particolare va segnalata la stasi degli allevamenti di bovini da latte e delle coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi. Agricoltura di montagna che nel complesso però tiene. Nei primi 9 mesi dello scorso anno si sono avute 93 iscrizioni a fronte di 95 cessazioni per un saldo negativo di sole 2 unità. Soffermando lo sguardo sulla sola agricoltura e allevamento, si osserva che gli imprenditori con meno di 29 anni di età passano da 147 a 152, mentre sono quelli di età compresa tra i 30 e i 49 anni a salire sensibilmente di quasi 30 unità. Diminuiscono quelli tra i 50 e i 69 anni, cioè la fascia di età più rappresentata, mentre gli ultrasettantenni apportano un loro contributo con ben 9 acquisizioni. Non manca infine chi, deluso dalla città e stanco dello stress di una vita frenetica, decide di abbandonare la pianura per rifugiarsi in montagna. Le zone di provenienza sono la bassa pianura veneta, la Lombardia e l'Emilia. Sono spesso giovani, a volte coppie di trentenni con figli piccoli, di elevata cultura, con lauree in discipline che poco hanno a che vedere con il settore primario e che spesso si inseriscono in mercati di nicchia, sondando nuove opportunità e combinando tra loro diverse attività: coltura e allevamento, turismo, trasformazione dei prodotti. Bellissimo paesaggio alle nostre spalle, Presidente, ma perché ci ha portato davanti al cartello latteria di Lentiai? Noi pensavamo ci portasse da Busca. Ma no, la montagna ha diversi aspetti, ha una biodiversità tutta sua e che si rispecchia nelle produzioni locali, quindi è giusto che ci siano diverse latterie, diverse produzioni, ognuno con le sue caratteristiche. La latteria di Lentiai rispecchia un territorio, rispecchia una cultura, una sua storia, ha dei suoi sapori e quindi è giusto che sia così e che questo venga venduto al consumatore. Ma rispetto ad esempio a Busca, anche Busca ha una sua identità nel territorio. Certo, ma fa parte della biodiversità del territorio, un territorio appunto a 1000 sfumature e la latteria di Lentiai ha una sua sfumatura. Francesco Battistone, Presidente della latteria di Lentiai, qui vediamo 3 esempi dei vostri prodotti. Perché voi fate la differenza rispetto ad altre latterie? Penso che ogni piccola latteria sia fine a se stessa, cioè ognuno ha le tradizioni da portare avanti. Noi abbiamo la nostra che dura da 134 anni e che se ha resistito fino adesso con tutte le difficoltà che si incontrano, chiaramente un buon prodotto lo deve avere, anche perché questo è testimoniato dalle nostre cantine che sono pressoché vuote, è un buon segno. I prodotti nostri, potrei partire dallo stagionato qua che nell'ultima mostra dove è stato presentato ha raggiunto un bellissimo terzo posto. Era anche l'unico che avevamo presentato e ci ha dato soddisfazione. Si chiama stagionato? Stagionatura speciale, sì. Abbiamo il Puzzon che è una nuova lavorazione. Si chiama Spuzzon? Spuzzon. Perché? Spuzzon perché ha un odore particolare che a taluni piace particolarmente, è molto richiesto e pertanto abbiamo portato avanti la produzione. Necessita di un po' di attenzione per un paio di mesi
per portarlo a queste caratteristiche. Poi tra i nostri prodotti di punta abbiamo il piastra. Il piastra ha questa forma rotondeggiante qua, tagliato a fette, è di facilissimo consumo perché scottato 1 minuto da un lato e 1 minuto dall'altro della pezzatura si ha un buonissimo piatto in poco tempo ed è veramente molto richiesto. A volte non siamo in grado di soddisfare tutte le richieste che ci vengono apportate. Gli istituti agrari del Veneto potranno partecipare ai bandi regionali per lo sviluppo rurale, è quanto prevede il nuovo articolo presentato dalla Giunta regionale del Veneto e approvato all'unanimità dalla Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale. La novità sta nell'equiparazione delle scuole agrarie allo status di imprenditori professionisti e permetterà di concorrere ai bandi regionali per l'ammodernamento delle strutture e dei mezzi dell'impresa agricola e beneficiare così di contributi pubblici per il rinnovo del parco macchinari o di quelle strumentazioni indispensabili, sia dal punto di vista didattico, sia per migliorare la produttività dei propri laboratori. Il conferimento dello status di produttore agricolo interessa 17 istituti superiori e professionali agrari del Veneto, frequentati da oltre 8.500 studenti. Il Vigneto Veneto ha prodotto nel 2018 ben 16.409.000 quintali di uva, pari a uno stratosferico più 48,87% rispetto al 2017. Più in dettaglio, nel 2018 la superficie vitata nel Veneto è cresciuta di un più 8,27% rispetto al 2017, in gran parte dedicata ad uve DOC, DOCG e IGT. Il Vigneto Veneto presenta 2 importanti macrosistemi. Il sistema Prosecco, con il Prosecco Conigliano Valdobbiadene e l'Asolo Prosecco, che nel 2018 ha superato i 6 milioni di quintali di uva, e il sistema Verona, con il Valpolicella, Soave, Bardolino, Bianco di Custozza e Garda, che ha toccato i 2,32 milioni di quintali di uva. Insieme i 2 sistemi hanno prodotto metà della produzione dell'anno. Ancora una volta il Veneto si posiziona al primo posto in Italia con un valore di 1,6 miliardi di euro in un contesto nazionale che vale complessivamente 4,4 miliardi di euro. Il mancato accordo sulla Brexit potrebbe danneggiare l'economia del Veneto. È quanto emerge da un'analisi dell'ufficio studi CIA Confederazione Italiana Agricoltori. Le esportazioni alimentari della regione verso il Regno Unito, infatti, pesano per l'11% sulla formazione del valore aggiunto agroalimentare. Il Parlamento britannico ha respinto quanto era riuscito ad ottenere sulla Brexit il governo del Premier Theresa May, che ora dovrà presentare entro il prossimo 21 gennaio un piano B modificabile dallo stesso Parlamento. Cambio della guardia alla Coldiretti di Venezia. Le novità riguardano la gestione delle zone di Cavallino Treporti, Mirano Mestre, Dolo e Portogruaro, che avranno un nuovo responsabile. Per Cavallino Treporti il cambio è per l'agronoma Marica Mazzaro. Prima donna in Coldiretti Venezia a ricoprire questo ruolo, coordina 300 associati. A prendere le redini di 10 sezioni tra Mirano e Quarto d'Altino, con più di 700 aziende agricole, sarà Antonio Tessari. Fabio Olivieri invece prenderà la guida della zona di Dolo, rappresentando circa 800 associati. La nuova sfida anche per il giovane Michele Terrin, che guiderà l'ufficio Zona Coldiretti tra i più grandi d'Italia, quello di Portogruaro, con oltre 1300 soci. Presidente Mario Pozza, dietro di noi la latteria di Lentiai, prima abbiamo visto un piccolo allevamento. Cosa fa Camera di Commercio per questa filiera? Ma per questa filiera noi cerchiamo di sostenerla con la promozione, cerchiamo di sostenerla con quello che il sistema camerale mette a disposizione e quindi anche l'internazionalizzazione. Tra l'altro tra pochi giorni inaugureremo la sede di Bruxelles, che sarà anche un punto di riferimento per esporre i prodotti della nostra terra e di conseguenza le aziende tipiche del territorio hanno un'opportunità di rivolgersi non solo al mercato italiano ma anche al mercato estero. I prodotti italiani tirano molto, sono prodotti di qualità, il Made in Italy è un valore aggiunto a qualsiasi prodotto che venga fatto, soprattutto con passione, con artigianalità, come nel caso che abbiamo visto. Quindi può esistere un piccolo e bello anche a livello europeo?
Sicuramente il piccolo è bello, bisogna però promuoverlo e sostenerlo. Se non lo promuovi non viene conosciuto. I turisti vengono qui non solo per il sole o per andare a sciare, vengono qui per vivere assieme al produttore, assieme a chi abita in questa terra anche la passione, la vita, la quotidianità. Bisogna saper vendere il prodotto assieme alla vita nostra. Bene, adesso ci vediamo un po' di pubblicità e quindi poi ci spostiamo, tra l'altro per conoscere anche un giovane imprenditore. Seconda parte di Agricoltura Veneta, alle mie spalle il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, una bellissima visione per parlare dell'agricoltura di montagna e siamo con il presidente di Coldiretti Belluno, Alessandro De Rocco. Presidente, adesso in questa seconda parte dove ci ha portato? Adesso vi ho portato in un'azienda vicino a Mel, in località Marca d'Ordi, un socio Coldiretti, Alex Limana. E perché? È un allevatore che ha trovato delle strade nuove per continuare l'attività appunto di allevamento in montagna. Allora ecco qua Alex Limana, buongiorno, siamo all'interno del recinto di questi maiali però che sono liberi, sono stato barato. Qual è l'idea vincente? L'idea vincente è stata lanciata da un tecnico con cui ho fatto dei corsi inizialmente come integrazione al reddito della coltivazione di orticole e poi invece è diventata praticamente quasi la mia attività principale. Ho visto che l'allevamento allo stato semibrado, oltre al benessere animale che è nettamente superiore a un allevamento tradizionale, ha anche in un certo modo un mantenimento del territorio. Infatti qui non si vede, ma la recinzione prosegue all'interno dei boschi e dei noccioletti incolti per la maggior parte, e i maiali fanno un'azione di pulizia e di contenimento di questi boschi o boschetti o rovi. Ma alla fine il risultato del conto economico vale? Vale molto la pena e se ne rende conto anche il cliente finale. Al momento vendo i maiali a dei privati che insaccano oppure me li insacco io, e i maiali a stato semibrado hanno un benessere maggiore, come dicevamo prima, e vivendo fuori e correndo alla fine una volta macellati la carne ha una perdita di peso molto inferiore perché non contiene acqua o molto meno, e il gusto sicuramente è diverso. Noi adesso ci vediamo i consigli del nostro Adriano Favaretto per il giardino e poi torneremo perché parleremo della parte turistica dell'agricoltura di montagna. La settimana scorsa abbiamo parlato del Calicanthus, pianta da giardino che fiorisce durante l'inverno e profuma anche. Oggi invece vi parliamo, visto che le giornate a Nadal si slungano di un passo di Galles e a Pasquetta di un'oretta, cominciamo a parlare dei fiori anche da mettere in balcone o in terrazza. La primula, di queste specie ce ne sono circa 500 specie, più o meno rustiche, più o meno sempreverdi, più o meno tardive. Questa è la Veris, leggermente profumata, che se voi avete un balcone spoglio, una ciotola, un qualcosa, per ravvivare queste giornate che cominciano a allungarsi con un po' di sole, mettete questa qua. Io ho preso un sottovaso, senza tanto, andate al mercato o in qualche garden, prendete questi qua, facendo attenzione che siano sempre piene di boccioli, mai fiorite troppo, perché poi finisce la fioritura subito, che siano piene, fresche di boccioli, vedete? Casomai versate un bicchiere d'acqua, le immergete lì ed è pronto per mettere. Altra soluzione, solito sottovaso, ci mettiamo un po' di argilla espansa per alzarle un po' il livello, mettete dentro, le appoggiate bene. I colori, come vedete, sono molteplici, fate voi. Ecco come si abbellisce quindi un balcone spoglio, lo si ravviva anche dal colore e soprattutto da questa Primula Veris sentirete anche un buon profumo. E a proposito di profumi, la prossima settimana parleremo delle rose. Paesaggi davvero particolari per la montagna bellunese, però Alex ci siamo spostati su questo ballatoio perché l'agricoltura non è sostenibile se non si appoggia anche al turismo e alla ricettività. Assolutamente sì, soprattutto adesso nel 2019 nuove aziende giovani che nascono non possono sostenersi particolarmente in montagna solamente con l'agricoltura fine a se stessa. Noi siamo partiti dall'ospitalità, qua in Valbelluna mancano posti letto e un agriturismo con camere era la scelta azzeccata per noi. E allora entriamo in uno di questi, luoghi di ricettività. Questa qui è una casa che voi avete recuperato, di che anno e soprattutto quanto è stato il recupero?
Allora, questa parte delle costruzioni è circa dell'800, di metà 800. Siamo nel Relais Poggio-Pagnang, agriturismo della nostra azienda agricola, e qui ci troviamo nella sala dei cavalieri, cioè la sala dove si allevavano i bachi da seta storicamente. Fatto centro il bilancio della vostra azienda nel settore agricolo, ma anche aggiungendo questo turistico. Quanto pesa il turismo e quanto pesa, diciamo così, in termini di entrate la produzione agricola? La nostra azienda è un'azienda giovane e il supporto della parte turistica è molto importante al momento, visto che le nostre produzioni non sono ancora totalmente a regime. Pesa credo un buon 50% il reddito turistico e grazie al turismo rispetto al resto. Se non ci fosse questa parte, cioè se non ci fosse il turismo, sareste in piedi? Probabilmente no. Ci vuole il turismo per stare in piedi con l'agricoltura di montagna? Sicuramente è un aspetto fondamentale. Come ho detto prima, produrre alimenti non è più sufficiente, produrre bene non è più sufficiente, bisogna aggiungere qualcosa ai nostri prodotti agricoli di montagna, bisogna trasmettere appunto il nostro territorio, le nostre origini, la nostra cultura. Adesso noi ci fermiamo, salutiamo il presidente di Coldiretti Belluno Alessandro De Rocco, noi ci vediamo le previsioni del tempo con il nostro generale Giancarlo Iannicelli e poi torneremo per le conclusioni con il presidente di Camera di Commercio. In questa settimana abbiamo assistito a un fenomeno particolare che ha naturalmente ripercussioni anche in quelle che sono le attività agricole. Abbiamo avuto il fenomeno del FEN. Il FEN è una corrente dei venti che scendono dalle Alpi, sono relativamente caldi e questo ha fatto innalzare le temperature nettamente al di sopra della media. Abbiamo avuto anche 12-13 gradi, valori massimi che sono valori più che primaverili. Ora questo si è attenuato, questa situazione. Abbiamo avuto nelle ultime ore il passaggio di un sistema perturbato che ha portato finalmente, anche questo è un fatto importante per l'ambiente agricolo, delle precipitazioni anche se non abbondanti, però ha rotto una situazione, ripeto, ormai che si era stabilizzata per parecchio tempo. Adesso abbiamo però ancora un anticiclone che si risistema su tutta la nostra regione e questo impedirà il passaggio, almeno a breve scadenza, di altri sistemi perturbati che ancora una volta scorreranno al di là delle Alpi. Quindi diciamo subito tempo stabile. Quindi con cielo sereno, poco nuvoloso, l'unico problema potrà essere qualche banco di nebbia durante la notte e le primissime ore del mattino sulle pianure interne. A metà settimana potremo avere un temporaneo peggioramento, ci scapperanno forse 2 gocce d'acqua, ma non è così sicuro, non è così probabile, e poi di nuovo tempo stabile tra virgolette, quindi l'unico fenomeno particolare saranno le gelate notturne che porteranno appunto faranno sì che le temperature scenderanno nel corso della settimana anche a 4-5 gradi sotto lo zero e valori massimi sui 5-6 gradi naturalmente sopra lo zero. Per domenica, ma questo riconfermeremo poi con le prossime previsioni, dovrebbe esserci un peggioramento più sensibile, dovrebbe riportare pioggia, ma ripeto questo lo confermeremo. I venti saranno deboli, direzione variabile, l'alta adriatica è previsto inizialmente mosso nei primissimi giorni e poi tenderà al poco mosso quasi calmo. È tutto. E per le conclusioni, lo scenario è quello del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e la presenza è quella del Presidente di Camera di Commercio Treviso Belluno Mario Pozza. Presidente, abbiamo visto problemi negli allevamenti, piccole produzioni, un giovane imprenditore, turismo e agriturismo, insomma questa agricoltura di montagna che futuro può avere? Ma può avere un futuro se ci sono giovani imprenditori che investono, che soprattutto sanno valorizzare il proprio territorio, la propria storia, la cultura di questo territorio e i propri prodotti. Il sistema camerale mette a disposizione la sua rete informativa, quindi il web, il nostro portale Treviso Belluno System e poi tutti quei strumenti come Assocamero Estero per promuovere i prodotti all'estero, le varie manifestazioni che si fanno nel sistema e ovviamente fuori anche Italia. Questa è la strada percorribile. Bene, allora con questo messaggio si conclude questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la lasciamo a Franco Grespan, i suoi proverbi storici e i suoi attrezzi agricoli. Arrivederci alla prossima puntata. Forza tosati, che siamo già in carnevale? Era qua a maschera di Casa Piavone che abbiamo fatto una piccola mostra delle nostre tradizioni popolari, ma mi raccomando, tenere in mente che chi che si marida mal non è mai carnevale.
vuol dire se trovi una tosa o il tosato di andare d'accordo e sempre avanti in salute. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.